Entro il 30 novembre prossimo contiamo di proporre ai colleghi consiglieri comunali la sottoscrizione della mozione di sfiducia al sindaco di Favara, Rosario Manganella. A dirlo sono stati i 3 consiglieri comunali a nome dei loro gruppi: Antonio Palumbo, Rifondazione Comunista, Giovanni Bennardo, Socialisti Riformisti e Rino Scalia dell'Articolo 4, in una trasmissione in onda questo pomeriggio intorno alle ore 15. Per il bene della città questa legislatura va interrotta, è stato aggiunto. Un legale sta preparando da oramai qualche mese tutte le motivazioni necessarie. Perché la mozione possa essere portata in aula occorrono almeno 12 firme. Secondo le stime fatte dai consiglieri in studio, quelle da raccogliere dovrebbero essere almeno 13. Perché Favara possa tornare alle urne serviranno invece almeno 20 voti favorevoli alla mozione durante la votazione in aula. Noi non ci dormiamo la notte per presentare questa mozione di sfiducia. E non ti nascondo che noi stiamo cercando, la stiamo anche preparando questa mozione di sfiducia. E poi naturalmente verrà presentata per vedere se verrà condivisa da tutti gli altri colleghi consiglieri comunali, se ritengono opportuno o meno di votarla o no, si assumeranno le responsabilità davanti alla gente. Speriamo di presentarla prima del mese, prima che si dell'approvazione del bilancio. Allora, io spero di riuscirci, credo che ci riusciremo. Mettiamoci in mente che siamo tutti padri di famiglia, ci hanno dato un mandato a essere controllori di questo sindaco e dell'amministrazione. Quindi passiamola tutta a mano coscienza, perché l'ho detto pure l'altra volta, dimettiamoci noi e lasciamolo solo e vediamo dove arriva. Sarà istituita una bacheca sulla quale verranno pubblicamente scritti e inseriti o eventualmente tolti i nomi di coloro che sono pronti a sottoscrivere la mozione. Noi a giorni, non appena abbiamo tutte le carte a posto e in ordine per poter presentare questa mozione di sfiducia, faremo una bacheca dove metteremo nome e cognome di chi vota sì, chi vota no, chi vorrebbe vedere un pochettino, e sarà pubblicata permanente per vedere se si aggiunge ogni giorno qualche nominativo o si toglie qualche nominativo. Sarà lì nella massima questo perché a memoria perpetua. Ormai diverso tempo, guarda caso dall'assenza in aula delle telecamere, quindi dove c'è più libertà per alcuni nostri colleghi, da diverso tempo che i consigli comunali sono diventati problematici. Che intendo problematici? Non si riesce più a completare i lavori, assistiamo continuamente alla caduta del numero legale, al rinvio delle riunioni al giorno dopo, si sprecano continuamente sedute di consiglio e quindi gettoni di presenza, ma che i gettoni di presenza non è un po' considerato in sé. Dobbiamo considerare anche i costi per gli straordinari dei dipendenti, l'apertura del comune, ci sono dei costi rilevanti. È un consiglio comunale che non si regge in piedi, ma non per colpa dell'opposizione, che generalmente l'unica arma in mano all'opposizione è cercare di ostacolare i lavori in aula. Noi abbiamo il problema serio che è la maggioranza a far cadere di volta in volta il numero legale. Questo sindaco che fa? Che cosa sta facendo? Il servizio sociale non funziona, si presentano progetti e si ritirano, si fanno giochi di prestigio. C'è illusionismo, perché oggi pure ha un'attestazione di fare l'illusione di un leader di una città che chissà cosa vuole fare, ma alla fine non c'è niente. Si è decantato sempre un sindaco di capopopolo. In 2 anni e mezzo ha cangiato 5-6 partiti. Con questa raccolta del porta a porta che non funziona a mio modo di vedere, perché non è un porta a porta, perché la mattina è impensabile che fino alle 10, alle 11 ci sono i sacchetti che scendono dai palazzi ancora, con i ganci a rischio e pericolo, dei bambini che vanno a scuola, che si possono... Ma questo, poi ci sono i topi che praticamente passeggiano per la città, che sembrano a San Leone. Forse a San Leone la gente non è così presente come i topi. Per non dire poi dell'igiene pubblica. L'igiene pubblica, ci sono questi sacchetti che sono rotti, quindi c'è lo scolo di questi liquidi che si creano sui marciapiedi. È una seria politica di programmazione e andare a reperire fondi, perché poi per altre fesserie i soldi si sono alla fine trovati. Che il sindaco sia un buon politico
lo aveva dimostrato nel passato, ha saputo far politica. Il problema è che non è un buon amministratore, e lo sbaglio che fa un buon politico, che non è assolutamente un buon amministratore, è quello di non affidarsi a gente capace. Tutti gli assessori che per ora ci sono stati e tutti i tecnici che si è chiamato accanto? Sarebbe troppo semplicistico. Il problema è la testa. Come ho detto in altre occasioni, pesci fede da testa. Il Consiglio Comunale, se continua in questa maniera, ne esce male. Ne esce male per tanti motivi, perché non si danno risposte alla gente. Che il Consiglio Comunale ha un ruolo di controllo e di indirizzo all'amministrazione, ma ad oggi questo in Consiglio Comunale non avviene. Ma uno dei problemi più gravi che mi rimproverano, ai quali si attaccano i dirigenti, è il fatto che vengono continuamente cambiate di posizione organizzativa. Che quel dirigente deve, tramite il personale, svolgere una mansione. Non posso io essere sensibile alle socializzazioni politiche che vengono da diversi strati e cambiare continuamente personale, cambiare continuamente posizioni organizzative. Non risolviamo niente. Sotto il segno del PDL, perché sotto il segno del PDL lui è diventato sindaco. Però al momento in cui non ci può bene più, un benefattore di Sciccarello lo fece Cavaggio, e guarda caso Cavaggio, la prima pirata che detta l'ha detto benefattore. Campana consente a prima voce, vuol dire cosa scorso non ci piace. Per lui fare così, fare queste maggioranze, deve andare avanti così. Finché trova questi gruppi consiliari o magari qualche consigliere che si mette in mente chissà cosa, che vorrebbe cambiare questa Favara, o non troviamo fatto. Di questo e di tanto altro parlano durante la trasmissione Palumbo, Bennardo e Scalia, in onda questo pomeriggio sul canale 287 del Digitale Terrestre, in diretta streaming su www.siciliatv.org. Anche questa trasmissione, come consuetudine del portale siciliatv.org, sarà ovviamente visibile in qualsiasi momento si voglia, grazie al nostro servizio gratuito on demand.